Bene, allora questo lavoro molto ricco che comincia ora il suo viaggio nelle sale, no? È cominciato da pochi giorni con alterne vicende di dibattiti, di discussioni, mi diceva il regista, un lavoro di montaggio molto interessante, lo dico subito, a mio avviso, perché innanzitutto, come si diceva prima, non fa vedere le immagini che di solito si vedono, quindi sfugge un po' alla logica del già noto, del mass mediatico, del sensazionalista, e va a cercare materiali anche minori e minimi, poi ce lo dirà meglio appunto il regista, alla ricerca di quegli sguardi più insoliti, meno conosciuti. E poi perché veramente non è solo un film sul movimento, sui movimenti, ma è un film pieno di movimento, le inquadrature sono piene continuamente di movimento, di spostamenti, di persone che vanno da tutte le parti, c'è proprio un dinamismo che restituisce un po' il movimento talvolta caotico, contraddittorio di quegli anni. E pensavo mentre vedevo il film che è un film che parla molto anche del cinema degli anni 60, del cinema di quegli anni, ci si ritrovano degli stili, dei modi che poi si ritrovano anche nel cinema italiano di quegli anni. Questo è un discorso a parte, ma sarebbe interessante da approfondire. Un grosso lavoro di scavo negli archivi, appunto un grosso lavoro di montaggio dove interviene anche la musica e anche quella cosa di interrompete, ma l'avete fatto qualche volta di interrompere in queste proiezioni per discutere? Tu l'hai proposto? No? Allora, un cinema, ma non mi ricordo adesso quale, mi ha proposto di farlo veramente. Adesso siamo un esperimento, potrebbe essere, anche se non lo so se, perché insomma, il film ho visto nella completezza, chiaro, quella è un po' sì, è una produzione, ma è parte del film, ecco, non è ad uso contemporaneo, diciamo, però una volta lo vorrei fare perché potrebbe essere divertente. Sì, perché poi il clima di quegli anni era anche questo, cioè interpellare lo spettatore, chiamarlo in causa, chiamarlo alle proprie responsabilità, quindi cercare di farlo intervenire in prima persona, non lasciarlo fuori, eccetera. Non voglio parlare troppo, ma ci tengo a dire che insomma stasera questa è un'occasione per discutere, ma non dimentichiamo che si parte da un film, quindi che si parla anche del linguaggio cinematografico, perché altrimenti poi no, si travalica il momento del film e si parla d'altro. Ma chiaramente questo film ci invita anche a parlare di quello che si vede nel film e del fatto per essere discusso, credo. Ecco, basta, sto zitta. Sì. Buonasera a tutti. Io ovviamente da storico non mi pronuncio, da storico delle istituzioni non posso pronunciare in maniera così esauriente sulla qualità, diciamo, filmica di questo documentario, però ritengo che il mio giudizio non possa che essere positivo, perché come ha già anticipato il regista, si tratta di un film d'archivio e tutto quello che abbiamo visto in realtà è pane per i denti di uno storico. Chiaramente è fondamentale fare affiorare queste fonti così preziose, che sono come dire, degne di massima attenzione. Quello che volevo, diciamo, le considerazioni che volevo fare riguardano più che altro lo sforzo che stiamo cercando noi, ovviamente tanti altri anche meglio di noi, di fare intorno al 68, anche approfittando, diciamo, di queste circostanze che sono chiaramente ricorrenza del 50° anniversario. Noi stiamo cercando faticosamente di storicizzare il 68. Dico faticosamente perché penso che sia
acclarato che la storiografia italiana, e forse più in generale l'intellettualità italiana o la società italiana, ha fatto una fatica notevole, sta facendo una fatica notevole a ripensare al 68 liberandosi dalla logica della memorialistica, dell'autocelebrazione di gruppo o di una generazione. Insomma, a distanza di 50 anni una, come dire, stagione di ricerca storica sul 68 non si può dire che sia effettivamente mai cominciata. Su altri temi, su altre grandi questioni della nostra storia, per esempio, non so, la stagione del fascismo, a distanza di 20 anni dalla fine, no, del regime, già si poteva fare storia del fascismo. Sul 68 invece finora è stato molto molto difficile. Allora il nostro primo tentativo titanico è quello di provare a collocare questa stagione, alcuni la chiamano quella del lungo 68, all'interno della storia d'Italia e anche della storia d'Europa e del mondo, appunto adottando criteri e categorie che si potrebbero applicare anche ad altre stagioni precedenti e successive. Allora a questo punto, cercherò di essere rapidissimo, uno dei problemi fondamentali è capire effettivamente se il 68 sia stato una cesura storica, davvero, oppure se il 68 cominci prima oppure se il 68 si trascini oltre i confini che noi abbiamo anche definito magari in questo documentario, e i problemi diventano abbastanza seri. Pensiamo a Pisa, per esempio, no? Dove appunto qualcuno dice che il 68 è cominciato nel 1964, qualcuno dice che le tesi della Sapienza sono la scintilla che ha fatto scoppiare il 68, qualcun altro dice che le tesi della Sapienza hanno concluso una stagione precedente al 68, eccetera. Questo è un problema particolarmente serio perché, come forse abbiamo visto, è centrale il tema dello scontro tra le generazioni. Allora, qual è la generazione che incarna il 68? Una cosa appunto è sentire parlare Carpi, Sofri, un'altra cosa è sentire parlare altri personaggi, per esempio Carpi, Sofri, Piperno e altri nel 1968 non erano più studenti, per esempio. Sono considerati, come dire, leader, tra virgolette, o protagonisti del 68 italiano. Quindi il problema, secondo me, del considerare il 68 nel medio-lungo periodo, nel tempo medio-lungo della storia, è un problema assolutamente centrale. Anche perché qualcuno definisce il 68 come un anti-systemic movement, soprattutto la letteratura di scuola anglosassone, e invece, secondo altri, invece il 68 è stato tutto il contrario, cioè è stato la consacrazione del trionfo di un modello, cioè del modello della liberal democrazia americana, è stato l'inizio della fine del fordismo, insomma è stato l'anticamera della Thatcher, eccetera eccetera. Diciamo, questo è il problema fondamentale, quello della storicizzazione di questa stagione, cercare di capire cosa vuol dire una generazione che alza la testa, cosa vuol dire conflitto tra generazioni,
e poi magari provare ad andare a vedere che fine hanno fatto i protagonisti del 68 e scoprire magari che nel 1977 uno dei cosiddetti leader del 68 pisano, Gianmario Cazzaniga, era segretario di un grande sindacato, la CGIL Università, ed era dentro la Sapienza insieme a Lama quando appunto Lama viene cacciato dalla Sapienza. Queste sono, diciamo, considerazioni in ordine sparso che hanno come obiettivo, chiudo ovviamente, hanno come obiettivo l'unico obiettivo il tentativo di far capire come il 68 e il lungo 68 siano stati un cortocircuito che però va letto all'interno di processi come dire, di medio e lungo periodo che hanno interessato la nostra società, la nostra classe dirigente, la nostra economia, la nostra politica. Ovviamente politica, economia, classe dirigente che per scelta del regista non sono presenti all'interno di questo documentario. Infatti qui concludo, diciamo, queste considerazioni, sono considerazioni assolutamente esterne rispetto a quello che abbiamo visto, perché come giustamente ha spiegato il regista prima della proiezione, il tentativo è stato quello anche di restituire il clima, no? Come dire, lo spirito attraverso le facce meno note di quella che è stata una stagione della nostra storia. Grazie. C'è l'intento di mostrare più che di dimostrare, no? Quindi tutti questi aspetti sono mostrati in qualche modo, non sono spiegati. Sta a noi raccoglierli e cominciare a interrogarci. Sì, diciamo questo non lo considero io un film sul 68, è un film che, sì, che parte, che contiene in qualche modo le suggestioni anche le immagini del 68, però parte prima perché la prima sequenza bellissima che ha conservato e restaurato l'Istituto Luce è una sequenza di una manifestazione di Milano del 67, quindi precedente, e termina invece nel biennio del 76-77, quindi è un tentativo di in qualche modo di fare un viaggio e anche di osservarne in maniera completamente ellittica e frammentata la trasformazione, ecco, vedere come i protagonisti cambiano, forse qualcuno torna a casa, qualcuno sparisce, arrivano i fratelli minori, ma forse arrivano proprio protagonisti diversi, anche, non so se avete notato anche come cambia il linguaggio dalla prima parte all'ultima, cioè il linguaggio dei primi interventi, il primo materiale è un linguaggio molto anche colto, forbito, cosciente, ecco, poi c'è come una sporcatura. Noi ci siamo chiesti ma cos'è, cambia il costume o invece forse stanno cambiando anche un po' i protagonisti di questi filmati, ovviamente, no? Diciamo che tutti i film, le parti che compongono questo film sono fatte da sequenze scelte con il criterio della presa diretta. Il tentativo, abbiamo scelto quelle sequenze che ci davano più la sensazione di stare un po' lì dentro, e con queste macro sequenze abbiamo un po' costruito questo viaggio. Quanti materiali avete visionato per arrivare a questi 70 minuti? Moltissimo materiale che comunque non è molto facile da trovare, ed è perché comunque del materiale del repertorio, per esempio, tu hai come una ricerca archeologica in un certo senso, alcuni archivi sono ordinati, digitalizzati, molto pochi, altri sono in uno stato di devastazione totale, per cui siamo molto fieri che quel materiale c'è qualcosa di già noto, ma alcune cose poco note e alcune cose che però ci vantiamo di aver scoperto noi, forse di aver salvato dalla perdizione, diciamo, uso questo termine in senso, per esempio
l'intervista ai genitori di Walter Alasia, che comunque di cui noi avevamo trovato traccia cartacea, che poi ci veniva negata l'esistenza da parte dell'archivio di Reiteche, e invece poi con una ostinazione abbiamo trovato questo materiale non proprio conservato benissimo, diciamo, avete visto, e molti di questi archivi sarebbero appunto da recuperare, per cui certe volte anche fare, questa è una cosa molto più pratica, concreta, fare un tipo di lavoro del genere vuol dire anche in qualche modo salvare del materiale che potrebbe perdersi per sempre. Ovviamente noi abbiamo scelto su questo tema e non so se ho risposto, non mi ricordo se era una domanda, forse. Sì, ecco, molto, e quindi, però poi ecco, la difficoltà è cercare di come porre al pubblico, perché come porre al pubblico una storia del genere, come far vivere questo materiale di associazione, perché le sequenze che voi avete visto sono contenute in film che a volte sono anche insopportabili da vedere in un certo modo, cioè che noi volevamo fare un film vivo anche che potesse anche essere visto da un ragazzo che in quegli anni non li ha fatti, sapendo il rischio che potrebbe non capire, ovviamente, se non è informato. Noi abbiamo fatto anche la scelta di non mettere le didascalie, per esempio, delle varie sequenze, perché mettere le didascalie avrebbe comunque ancora di più mostrato il frammento, perché poi metti una didascalia, devi spiegare che manifestazione è, cosa sta succedendo, quindi sarebbe stato ingolfato di didascalismo. E è un film che va preso così anche a livello emotivo, e poi ecco, la cosa che ci è piaciuta delle poche proiezioni è che chi non sa nulla di quegli anni, ecco, ha avuto una percezione, anche una voglia di interessarsi, di studiare, di conoscere. Però ci interessava più che altro creare un sentimento, sono 3 sentimenti, 3 movimenti, ecco, questa è l'unica interpunzione che abbiamo messo, 3 capitoli, 3 movimenti come di un sentimento unitario, vitale, fortissimo, che contiene le differenze sotto un'unica ala, un sentimento che piano piano diventa qualcosa di più teso, che viene anche bombardato dall'esterno, le stragi di Stato, e poi che ci porta al 77, che è un movimento di segno completamente diverso, al 68 frammenti, e una visione più individualista, più anche volta al ludico, che poi ci traghetta molto bene, diciamo, negli anni. Io vedo che questo film serve anche non solo per conoscere quella storia là, ma anche un po' per capire tante cose di dove siamo ora. Ci sono delle domande o delle curiosità da parte del pubblico? Siamo ben contenti. Sì? Buonasera, io vorrei chiedere se nel materiale degli anni 70 sono stati che avete visionato, è stato rinvenuto soltanto questo tipo di materiale così diverso da un decennio prima, o comunque negli archivi sono conservate anche qualcosa che riprendeva i movimenti del 67? No, non so se ho capito bene. Diciamo che in un decennio sì, è cambiato completamente. Sì. Negli archivi sì, avete trovato comunque del materiale che le cui tesi erano più vicine al 67, o c'è stata proprio questa trasformazione completa? No, guarda, il materiale era moltissimo, è moltissimo, ma non è tantissimo. Questo era, ecco, per esempio, il film è prodotto all'Istituto Luce, al contrario, mentre che so, l'epoca fascista, perché qualcuno parlava del fascismo, probabilmente tu mentre dicevi ecco, il materiale sul fascismo è enorme, infinito, probabilmente perché è stato anche commissionato in qualche modo. Ecco, su quegli anni non c'è una grandissima testimonianza filmata. Sembra che molti anche degli archivi delle pizze furono sequestrate, furono distrutte, quindi diciamo è un lavoro molto complicato. E allora diciamo che ovviamente ci sono tantissime cose, però noi abbiamo delimitato un'area sia estetica sia contenutistica.
contenutistica è quella della rivoluzione, cioè il tentativo di fare di tutto ciò che era extrapartitico, extraparlamentare, movimentista, visto dal basso, senza i protagonisti, senza, diciamo, i leader istituzionali. Questa era la prima arena. La seconda arena era estetica, cioè abbiamo tagliato tutto il materiale che era filmato, che ne so, in maniera fredda o troppo da inchiesta giornalistica, quindi il materiale ci sembrava più giudicante sui fenomeni, e abbiamo privilegiato il materiale interno, cioè girato anche dai militanti e da persone che stavano vivendo quei momenti lì, perché ci sembrava l'occhio più giusto che volevamo adottare, quindi sono state fatte delle scelte molto forti. Non si può prendere questo documento come un documento oggettivo, a parte nulla è oggettivo, però diciamo è frutto di una scelta estetica, dove però abbiamo cercato di toccare dei punti. Ecco, è un film che va colmato con gli spettatori, va colmato anche con la propria, un po' con la propria visione, con la propria sensibilità. Allora, intanto mi è piaciuto molto il film. La domanda riguarda la musica, ma prima di fare la domanda una piccola considerazione. Intanto io mi focalizzo più sugli anni finali, non tanto sul 68, oltre al fatto che ero piccola nel 68, mentre ho vissuto il movimento dal 74, 75, 76, avendo iniziato l'università e poi più avanti. Questa scelta della musica, che non è la musica d'epoca, mi è piaciuta molto, serve a creare una distanza da una parte, apparentemente, perché è difficile identificarsi, per questo e per altri motivi, anche quando, come nel mio caso, almeno l'ultima parte degli anni rappresentati la si sia vissuta, ma poi perché mette in luce, mi sembra, l'aspetto emozionale, perché quello che si vede, i discorsi fatti, è ciò che si diceva, ma poi c'erano molte contraddizioni e c'era una forte emotività che si riverberava anche nei rapporti interpersonali, nel modo di innamorarsi, di stare insieme, di avere amicizie e di mantenerle, perché quello soprattutto si metteva in discussione. E c'erano delle contraddizioni fortissime. Qui per esempio tra i vari movimenti si vede solo lotta continua, devo dire. Ce n'erano moltissimi. Io per esempio facevo parte del manifesto, e quando si facevano delle riunioni anche qua a Pisa, che venivano chiamate intergruppi, lo dico per ridere, io con le mie amiche dicevo devo andare all'interbrutti, perché come a volte si vede anche qui, spesso erano ragazzi incattiviti, che non tiravano fuori la parte anche bella, no? Dico, incattiviti anche con noi donne. Quando è cominciato il movimento femminista, che qui si vede poco, perché non è un'accusa, perché capisco, perché sennò si facevano 9-18 ore, magari il prossimo puoi farlo se hai voglia anche su questo aspetto, perché non è solo la ragazza che dice della pancia, oppure voglio portare il corpo, che è un po' una battuta che poi è andata avanti nel tempo, ma è che portavamo la contraddizione dentro i gruppi con i nostri compagni di lotta. È stato molto drammatico questo, si sono consumati degli amori, delle rabbie tra maschi, tra donne e maschi, mettere in discussione l'idea tradizionale dell'amore e della sessualità, anche se gli slogan erano un po' semplicistici. Non è semplicistico, non è solo lo spogliarsi di Parco Lambro, quella è una cosa, va bene, così eclatante, lo sfogo, non lo so, ma c'erano delle contraddizioni dentro molto forti, cioè ciò in cui si credeva, l'assalto al cielo, e lo scoprire, specialmente da parte di voi maschi, quelli che c'erano all'epoca, che poi tanto vicini al cielo non si era, che poi a casa si era molto simile al proprio padre, che l'operaio a casa era una persona che si comportava esattamente come il padrone, cioè come un padrone in casa, e che chi non aveva l'operaio da diciamo opprimere dava un calcio al proprio cane se non aveva la moglie e il figlio. Quindi questo era stato messo in discussione. Abbiamo trovato un documento che purtroppo non siamo riusciti a montare con altre due, perché poi questo film apparentemente sembra appunto giusto apporre delle sequenze, però in realtà ha una costruzione drammaturgica, certo, perché se no non regge. Però appunto per questo noi abbiamo trovato un documento di una ragazza che interveniva in un'assemblea contro un
uomo, un ragazzo dell'epoca, e diceva: tu sei uno violento perché tu mi hai appena detto vatti a fare un raschiamento. E allora che è una cosa che ho detto, ma allora che stiamo costruendo se usi un linguaggio del genere con me, tu stai facendo la rivoluzione, invece vedi continui a dire queste cose. Erano belle. C'erano tanti elementi, ecco, frammentari, dei frammenti che però inseriti in questo contesto avrebbero dato un'idea sbagliata, lo capisco. Ecco, a un certo punto, proprio per evitare questa, c'è anche un'idea macabra a un certo punto facendo questo film, di fare un film più talebano, cioè più diviso non come avete visto, con un montaggio unitario, fluido, omogeneo, che invece poi ci piace così, ma fare quasi delle schede, quasi con dei neri, però a quel punto sarebbe stata veramente anche una visione molto meno emozionale di come non volevo dire questo, c'è tanto materiale che ci credo, non volevo dire questo, volevo dire anzi che per chi l'ha vissuta, almeno come nel mio caso quella parte, l'aspetto della musica dava l'idea delle emozioni che certo non si potevano dire, sono d'accordo, non era una critica nel senso che si doveva dire questo, quello, quell'altro, anzi volevo proprio dire che c'erano anche delle ombre, molte ombre, qualcuno l'avrà capito, qualcuno non l'avrà capito, non è che condanno niente, semplicemente dico che c'erano molte contraddizioni che ci portiamo dietro e purtroppo ancora una volta viene da pensare come sia impietosa la storia, perché poi quando si guardano le cose a distanza, non mi riferisco al film, mi riferisco in generale alla storia, non tutto ci può essere e quello che resta in ombra o dimenticato di solito sono gli universi minori o quelli che hanno meno potere di parola, quelli gli universi più silenziosi storicamente. La musica però, grazie, volevo chiedere la musica, soprattutto quella Taviani, ho visto il nome in fondo, ce lo chiedevamo col mio compagno di spettacolo, la persona che ero seduta accanto, ma come l'avete scelta? Non tanto la musica famosa, ma l'altra musica scelta apposta, composta, perché veramente mi è piaciuto molto. Una libertà totale, la musica però ecco, era l'unica, insieme ai 3 cartelli era l'altro elemento su cui volevamo intervenire, perché per dare un po' anche una forzatura, passato in termine, una chiave interpretativa, ecco, con la musica un po' l'abbiamo fatto, sia con Strauss sia con dei pezzi italiani composti per l'occasione. Abbiamo iniziato con un po' una provocazione dei Little Tony, cioè mettendo un pezzo famosissimo, quello di Sanremo dell'epoca, il primo in classifica nel 1967, quindi con un uso che anche molto semplice, che andava a contestualizzare il documento in quel modo. E poi invece abbiamo cominciato a usare la musica in maniera un po' più libera. Per esempio la cosa strana del materiale del repertorio è che a volte proprio ovviamente uno si deve affidare all'occhio di chi filma, non è l'occhio mio, perché non ho girato io quelle sequenze, quindi io potevo solo sceglierle o non sceglierle. Però ci sono quei cinegiornali che sono molto belli, anche restaurati benissimo, che però a nostro avviso non davano a sufficienza l'energia che noi sentivamo dentro quelle situazioni che stavano filmando. E allora a un certo punto abbiamo sentito l'idea di fare uscire un nuovo personaggio che è appunto questo elemento vitale. Siamo andati molto indietro con il tempo, prendendo sul balzo di Strauss, che è un po' un filo conduttore che chiude anche il film. Quindi diciamo, la musica in alcuni punti ha un po' veicolato, e quando ci sembrava di stare un po' troppo dietro le immagini abbiamo fatto un passetto avanti noi. Non so se posso brevissimamente, quella micro sequenza che è stata accennata 2 volte a Pisa è quella che si vede a un certo punto quando ci sono 3 militanti, di cui uno sembra un tale Umberto Carpi, che mi pare ora insegni storia della letteratura italiana, qualcosa del genere, sulla scuola, parlano della scuola, una riforma non solamente così all'interno delle istituzioni ma a lunga scadenza, quella, perché a me pare di averlo riconosciuto. A chi è nell'università di Pisa ora sa che le persone
Uno è il cosiddetto Bombolino, Gattai, l'altra è Carla Melazzini, che purtroppo è morta qualche anno fa, che è andata a fare un lavoro eccellente col suo compagno Moreno, mi sembra che si chiamasse di cognome, Cesare Moreno, nei sobborghi di Napoli, con le scuole, con i bambini. E poi c'è Carpi Senior, quello di cui parla lei è il figlio, questo è Carpi Senior, che insieme anche a Riccardo Di Donato e ad altri, che poi abbiamo avuto come docenti nella nostra università, sono stati protagonisti del movimento pisano. Grazie mille. Praticamente volevo chiedere, mi riallaccio a quello che ha detto Sandarischi. A me ha dato, il film mi è piaciuto, mi ha dato anche una grandissima emozione vedere proprio Sandarischi, perché l'ho rivista dopo 50 anni, praticamente è scomparsa da Pisa, è vero, se n'è andata, mi vedete? No, perché vedo Sandra che fa. Come è scomparsa da Pisa? No, dicevo la Carla Melazzini. Ah, Carla Melazzini. Mi ha dato una fortissima emozione vederla, perché mi ricordo che facevo il liceo scientifico e lei veniva a fare i comizi davanti al nostro liceo e era trascinante proprio. E mi ha fatto piacere rivederla, perché proprio nella mia memoria me la immaginavo tutta diversa, ma questo, scusate se ho fatto questa cosa, ho ricordato questa cosa. Volevo aggiungere che effettivamente ha avuto un percorso, sarebbe interessante, perché poi chi ha fatto il 68, io ho capito più la prima parte, contrariamente a chi mi ha preceduto, ho capito più la prima parte che non l'ultima, quella relativa al 68, e lei ha avuto un percorso, se n'è andata veramente a fare la maestra di strada a Napoli, questo percorso insieme al suo compagno Cesare Moreno, ed è stata l'unica normalista, credo, che ha abbandonato la normale di sua spontanea volontà, proprio per fare questo lavoro con i ragazzi difficili di Napoli, e ha scritto un bellissimo libro che io consiglio a tutti di leggere, Insegnare al principe di Danimarca, consigliere di leggere soprattutto agli insegnanti. Scusate di questa premessa, vengo alla domanda ormai banale. Il film si legge, si è detto stasera, è un film con uno sguardo rigorosamente dal basso, però il titolo, ragazzi, insomma, è quello che è Assalto al cielo. Come vi è venuto in mente? So a cosa si allude, ecco, vorrei un vostro chiarimento, un approfondimento su questo. Il titolo. Assalto al cielo è due cose, c'è un riferimento a una frase di Marx riferita alla Comune di Parigi nel 1870, parlando dei comunardi che stanno tentando, diceva, ammiro queste persone che stanno tentando l'assalto al cielo, insomma, comunque una parola che definisce probabilmente l'utopia, qualcosa che non si può forse mai, ci sembrava molto evocativo, molto carico. È anche un capitolo, credo, di un film che ha segnato proprio la mia cultura cinematografica, che è Zero in condotta, di Jean Vigo. Mi sembra, se non ricordo male, che ci sia uno dei capitoli che si chiama L'assalto al cielo, riferito ai ragazzi e ragazzini che stanno mettendo a soqquadro in senso buono, però là non è un soqquadro soltanto di casino, è qualcosa di più importante, quindi mi sembrava siamo stati indecisi tra Salto al cielo e Favolosi fuochi su questo film, e quindi poi ci piacevano tutti e due, e poi abbiamo scelto il primo. Rispetto a quello che diceva, non la vedevo bene laggiù in fondo, credo che si riferisse a me, invece Carla Melazzini, c'era un po' un luogo comune per cui le donne sarebbero state un po' minoritarie. Carla Melazzini era una donna straordinaria, la ricordo anch'io perché sono abbastanza, avevo 17 anni nel 68, quindi me ne ricordo queste cose, ed era anche un po' protagonista di tante iniziative, molto battagliera, molto lucida anche, molto decisa, molto lucida, ma quando abbiamo fatto l'iniziativa il 10 febbraio sulle tesi della Sapienza abbiamo trovato l'elenco degli occupanti e delle occupanti della Sapienza. Ci siamo resi conto che c'erano tante donne, tante normaliste anche, tante donne, e alcune purtroppo non ci sono più,
Altre le ho contattate telefonicamente, le ho ritrovate, è stato molto emozionante, molte sono rimaste a Pisa, sono ancora a Pisa al contrario di Carla Melazzini, però un po' ritrose, cioè non abbiamo, insomma erano un po' così, è stato interessante la reazione che hanno avuto di non volersi esporre. Poi una di loro è venuta al dibattito alla Gipsoteca il 10 febbraio e ha dato un ottimo contributo ovviamente, però sarebbe bello, è una delle cose che ci proponiamo in questa ricognizione che riguarderà anche Pisa, ritrovare anche queste voci di donne, perché quando appunto ci dicevamo ma è stato, insomma le donne erano angeli del ciclostile, giustamente proprio Gian Mario Cazzaniga disse ma non è vero, non è vero, anche questo è un luogo comune, non erano angeli del ciclostile, molti di loro erano persone che portavano un contributo di idee, di progetti, di cose da scrivere, di proposte, di organizzazione, quindi casomai è proprio la storia che le ha un po' dimenticate, ma ci sono state, quindi merita anche di ritrovare questa voce. Ora non c'entra tanto col film, però in effetti è venuta fuori dall'immagine del film questa riflessione. Sì, appunto, è giustissimo quello che ha appena detto Sandra, basta ricordare oltre alla Melazzini, Anna Garbesi, Rina Gagliardi, Luciana Castellina, sono tutte figure di donne che diciamo, sono protagoniste del 68 fin dal 1967 si può dire, ed è appunto importante secondo me provare a seguire il percorso delle persone che effettivamente animarono questa lunga stagione. Appunto abbiamo visto, no, il trio Melazzini, Gattai, Carpi, Melazzini maestra di strada, Carpi poi destinato ad essere un grandissimo docente e studioso, anche a diventare sottosegretario, no, all'industria e parlamentare. Ecco, quello che volevo aggiungere era la seguente considerazione, cioè che sarebbe sbagliato farsi tentare dall'idea che il processo è una sorta di avvitamento su se stesso del movimento che parte appunto dall'idea dell'assalto al cielo e poi cade a terra fragorosamente in una sorta di implosione, no? Al Parco Lambro, una sorta di appunto cortocircuito generale. Lo sforzo dovrebbe essere quello di pensare alla continuità storica, cioè queste persone, i protagonisti dei vari pezzi del mosaico appunto di cui ha parlato il regista, poi effettivamente che cosa fanno dopo la fine degli anni 70, che cosa diventano, che cosa diventa la società italiana, perché evidentemente tutto quello che di buono e di cattivo che avviene successivamente è strettamente legato a questa esperienza così forte e anche contraddittoria. E da questo punto di vista noi vorremmo provare a dare un contributo per provare a capire quanto questa esperienza abbia poi condizionato le classi dirigenti che si sono avvicendate successivamente. I rettori, i questori, i prefetti, i leader di movimento poi non sono scomparsi, no, con Parco Lambro, non si sono dissolti nel nulla, hanno continuato la loro vita anche pubblica e hanno costruito la storia d'Italia, probabilmente facendo leva su quello che avevano imparato e sperimentato negli anni, fine anni 60, anni 70. Vabbè, intanto complimenti per il film che mi è piaciuto molto. Io sono rimasto un po' molto colpito da diciamo l'approccio che il movimento sembra avere nei confronti della questione della lotta armata, e mi sembra che diciamo ci fosse almeno in alcune immagini
un'accettazione, come se ci fosse una sorta di continuità tra il movimento in piazza e il movimento armato, e in particolare appunto c'era la scena di lotta, del convegno di lotta continua, in cui si parlava del fatto che tutti i compagni vanno difesi, no? Discorsi che adesso farebbero rizzare i capelli a tutti, insomma, i movimenti attuali. E mi chiedevo se su questo era stato fatto una scelta specifica, diciamo, di scegliere quelle immagini, oppure se è una cosa che si ripropone anche nel resto dei filmati che avete visionato. E niente, grazie. Allora, io non so rispondere, non credo di saper rispondere, non voglio nemmeno rispondere dal punto di vista storiografico. Si parla della sequenza che abbiamo usato e che è una delle pochissime che si riferivano, dove creavano un ponte diretto, forse l'unica direi, tra i ragazzi del movimento e l'argomento della lotta armata. Però non è come dici, chi parla lì dice noi dobbiamo, sono sempre compagni, si diceva un tempo i compagni che sbagliano, però diciamo il movimento, però se tu poi noti, la sequenza è lunghissima, l'intervento di questo signore che dice noi non condanniamo nessuno in base in pratica, viene, il contrappunto dell'assemblea è un misto proprio forse equilibrato di fischi e di applausi. Quindi quella sequenza per noi ci dava l'idea di quanto fosse dibattuta questa faccenda, non era assolutamente una posizione unitaria, nel momento non c'era una posizione unitaria nei confronti della armata, anzi c'era anche un grandissimo rifiuto, quindi, ma anche dei grandi applausi. Quello secondo me, noi abbiamo cercato tutte le sequenze che fossero un pochino esemplari, che potessero dare un po' il clima, che era una tradizione dell'epoca, come tornando all'intervista dei genitori di Walter Alasia, in quella breve sequenza c'è veramente, racconta un pezzo della storia d'Italia, quei due ragazzi, quei due genitori, al di là della forza emotiva, ma ci sono due operai, probabilmente legati alla CGIL, cioè al sindacato, al Partito Comunista, si capisce, che scoprono attraverso il loro figlio l'esistenza delle Brigate Rosse. Il padre diceva, sempre pensavo fosse un'invenzione della stampa, quando ho scoperto che mio figlio apparteneva alle Brigate Rosse, quella famiglia lì. Poi vai nella camera del ragazzo e vedi sull'armadio, invece delle rockstar, vedi i partigiani. Quindi un altro ponte all'indietro nella storia. In quei pochi minuti c'è una condensazione del Novecento italiano. C'è qualche altra domanda, qualche curiosità? Tra l'altro proprio giusto per aggiungere a quella che secondo me è la sequenza in assoluto forse più interessante come documento, la madre che nel finale dice quel fazzoletto rosso qualcuno me l'aveva tolto, io l'ho rimesso perché Walter era un compagno. Ecco, lì è anche interessante il fatto della scissione, no? Della dicotomia madre e compagna, lì è particolarmente interessante, forse in effetti c'è davvero condensata il tutto in quella sequenza. Se non ci sono altre domande, io, Sandra, passo a te la parola per la conclusione di questa serata. Grazie. Innanzitutto ringrazio l'Arsenale, il regista che continuerà il suo viaggio con questo film, e Alessandro Breccia per il suo contributo di storico. Devo dire che la ricchezza più grande del film mi sembra proprio quella della contraddizione e del dubbio, cioè di non voler rivelare nessuna verità e di non voler dimostrare nessuna tesi, ma di offrirci dei materiali su cui ciascuno di noi può riflettere in tutte le contraddizioni che aveva questo movimento, questi movimenti, e che restano tali, che sta un po' a noi adesso, anche grazie appunto agli storici, alla distanza di tempo che è passato, il tempo che è passato sta a noi decifrare. Devo anche anticipare che la rassegna cinematografica raccoglierà appunto alcune di queste contraddizioni, di questi dubbi, perché vorremmo far vedere, il prossimo film sarà sui movimenti della metà degli anni 60 nell'Europa dell'Est, dovrebbe esserci poi un documentario sui fricchettoni appunto a cui si
accenna nell'ultima parte di questo film, quindi considerare anche questi movimenti. Cercheremo nel corso dell'anno anche qui all'Arsenale di mostrare dei film che raccolgano alcuni spunti che ci sono venuti anche da questa serata. Quindi grazie a tutti e buon proseguimento.